Cucco nell'Alta Marca rischia di finire in tragedia. 60enne esplode un colpo a terra che di rimbalzo ferisce alle gambe il rivale. 76enne, l'aggressore prima si barrica in casa, poi si arrende. Continuano le indagini dei carabinieri sulla 46enne arrestata con l'accusa di omicidio. La donna che si spacciava per un'operatrice sociosanitaria si trova nel carcere di Verona. Oggi abbiamo sentito il suo legale, l'avvocato Busa. Ormai a Mestre c'è paura a uscire di casa, così l'associazione Riprendiamoci la città dopo l'ultima rissa con un accoltellamento in zona stazione dove è rimasto ferito un ragazzo nigeriano. A Villorba 5 ragazzi tra i 15 e i 16 anni denunciati a piede libero dai carabinieri dopo le minacce e le richieste di soldi a un compagno di scuola più piccolo. Le indagini proseguiranno. Scoperto emporio dello spaccio in una casa di Crespano di Pieve del Grappa, sequestrati 35 kg di droga, in manette un 26enne insospettabile. Processo Open Arms, esulta la Lega Veneta per la soluzione di Matteo Salvini e da più parti si chiede che il leader leghista ritorni al Ministero dell'Interno. Analisi della CGIA di Mestre su buste paghe tredicesime dei dipendenti privati, emergono profonde differenze tra le province venete. A Vicenza gli stipendi più alti, a Rovigo quelli più bassi. Domani il Venezia Football Club scende in campo contro il Cagliari, scontro vitale per la salvezza, ma il club lancia un importante progetto per il rispetto e la tutela degli animali. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Subito con la cronaca, iniziamo con le notizie che ci portano nell'Alta Marca a Castelcucco, dove poteva finire in tragedia la lite scoppiata nel pomeriggio, pare per futili motivi tra due cacciatori, uno di 60 anni e l'altro di 76, in via Collalto a Castelcucco, nelle vicinanze di una pizzeria. Dopo uno scambio verbale, il 60enne avrebbe imbracciato un fucile ed esploso dei colpi, 2 in aria e 1 a terra. Quest'ultimo in particolare avrebbe colpito di rimbalzo il 76enne a una gamba. Immediato l'allarme con l'anziano portato al Cafoncello di Treviso, dove però non è in pericolo di vita. Subito dopo il 60enne si è dileguato, i carabinieri lo hanno rintracciato presso la sua abitazione dove si era barricato, sequestrate le armi che deteneva regolarmente. Per lui scatterà una denuncia. E ancora la cronaca, perché continuano le indagini dei carabinieri sulla 46enne arrestata con l'accusa di omicidio. La donna che si spacciava per operatrice sociosanitaria si trova ora nel carcere di Verona. Abbiamo sentito il suo legale. Si trova nel carcere di Montorio a Verona la 46enne arrestata dai carabinieri del comando provinciale di Vicenza con l'accusa di omicidio. Secondo gli investigatori, da gennaio del 2022 avrebbe iniziato a lavorare come badante dopo essersi spacciata per operatrice sociosanitaria senza averne titolo. In 2 anni l'indagata avrebbe lavorato in diverse case, soprattutto dell'Est e dell'Alto Vicentino. Avrebbe prestato assistenza a domicilio ad anziani, somministrando dei sovradosaggi di farmaci che in alcuni casi non sarebbero stati inseriti nella terapia prescritta dai medici. Le indagini sono partite nel marzo del 2024 dopo la denuncia presentata a Breganze dai familiari di un'anziana deceduta, quando nello stesso periodo era arrivata una segnalazione del rapido peggioramento dello stato di salute di una coppia di coniugi che poi si sarebbero ripresi, tutti assistiti dalla stessa donna. L'ipotesi è di omicidio di un 81enne di Sandrigo e di tentato omicidio di altre 4 persone, tutte del Vicentino, alle quali aveva prestato assistenza a domicilio. Ma gli investigatori adesso starebbero cercando di far luce anche su altri eventuali decessi o malori di anziani seguiti dall'indagata, che si avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al giudice per le indagini preliminari. All'interrogatorio di garanzia di ieri pomeriggio la mia assistita si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere. Attendiamo ora lo sviluppo delle indagini, ancora in corso, per avere un quadro completo della vicenda. A Mestre ora per l'ennesima rissa con accoltellamento, dove è stato ferito un ragazzo nigeriano. La notte scorsa un uomo è stato accoltellato al termine di una rissa tra stranieri nel piazzale di fronte alla stazione di Mestre. È un nigeriano, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Si tratta di episodi che stanno diventando tristemente frequenti in città. Matteo D'Angelo era amico di Giacomo Gobbato, il giovane accoltellato mortalmente mentre tentava di sventare una rapina. Qualche giorno fa è stato il caso di Cosimo, anche lui un amico, il ristoratore che è intervenuto anche lui come Giacomo per sedare una rissa, è stato accoltellato a un polmone. Anche in questo caso qua c'è stato un accoltellamento per futilissimi motivi, come tantissimi altri in questi anni, che sono la dimostrazione che il tessuto sociale di Mestre è carico di bombe pronte ad esplodere. D'Angelo è stato tra i promotori della manifestazione per Giacomo Gobbato, una lunga marcia allo slogan di Riprendiamo
Ricordiamoci la città a cui hanno partecipato circa 20.000 persone, un fatto che a Mestre non si vedeva da decenni. Serve il controllo del territorio, noi l'abbiamo chiesto e è un po' arrivato a livello statale, non è arrivato a livello comunale, perché noi chiedevamo anche dei presidi fissi, invece i presidi fissi li vediamo solo in piazza Ferretto, perché ovviamente bisogna tutelare e eventualmente punire i bambini col monopattino, però la polizia può intervenire dopo il fatto, noi dobbiamo impedire che la gente muoia, noi abbiamo paura di uscire di casa e abbiamo timore che i nostri cari non tornino a casa la sera dal lavoro e su questo bisogna intervenire. Se a Mestre c'è un problema sociale, questo può essere risolto solo con delle politiche di lungo termine, perché è frutto di un'evoluzione che attraversa gli anni. Si deve intervenire sul tessuto sociale che ormai è disgregato, quello di Mestre in particolare è proiettato sulla cultura monoturistica veneziana, il reddito pro capite è il più basso del nord-est in tutto il comune di Venezia, perché ovviamente ha avuto una fuga Mestre verso le altre città di residenti veneziani sostituiti con nuovi lavoratori disposti a lavorare a redditi bassissimi e, come abbiamo visto anche dei casi di cronaca, a condividere in 15-20 gli appartamenti. Si creano delle situazioni di disagio, di marginalità, a rischio e esclusione sociale che sono delle bombe pronte ad esplodere. A Lancenigo di Villorba, dove ieri vi abbiamo raccontato il caso degli studenti che continuano a chiedere ai coetanei dei soldi, del denaro. Bene, dopo la denuncia sono stati deferiti alle autorità 5 ragazzi. Ai ragazzi diciamo di parlare, di raccontarlo al primo adulto di riferimento che incontrano, di non aver paura. Questo è l'appello che era stato lanciato attraverso i nostri microfoni da un genitore il cui figlio frequenta gli istituti scolastici di Lancenigo, preoccupato per quello che sta accadendo negli ultimi mesi, con richieste di denaro, anche pochi spiccioli per comprarsi la merenda, spesso accompagnate da minacce da parte di un gruppo di bulli nei confronti dei compagni di scuola. Come è accaduto ad uno studente moglianese di 14 anni che lo scorso novembre, mentre a piedi stava raggiungendo la scuola, è stato avvicinato da 5 ragazzini tra i 15 e i 16 anni e minacciato. In quella circostanza gli hanno portato via 3 euro e lo hanno costretto a pagare con il bancomat delle consumazioni che avevano fatto all'interno del plesso del campus scolastico. La vittima ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai genitori che lo hanno accompagnato alla stazione dei Carabinieri di Villorba, dove ha denunciato. I militari hanno avviato le indagini che hanno permesso di identificare i presunti responsabili, che sono stati deferiti in stato di libertà per rapina. Fondamentali le testimonianze raccolte e la collaborazione dei dirigenti scolastici, ma anche le ammissioni spontanee di 2 dei 5 coinvolti che hanno collaborato riferendo dettagli utili alla ricostruzione della vicenda. Le indagini continuano perché gli episodi potrebbero essere molti di più, accaduti non solo nei pressi del campus scolastico, ma anche nel tragitto dalla scuola alla vicina stazione ferroviaria e a bordo dei treni. Se ci dovessero essere altri episodi di questo tipo o altre famiglie fossero a conoscenza che i propri figli sono oggetto di questo tipo di comportamenti, si rivolgono a noi, che chiaramente poi provvederemo a fare tutti gli accertamenti di competenza. Ai Carabinieri arrivano i ringraziamenti del sindaco di Villorba, Francesco Soligo. Purtroppo, dice, fatti come questo sono sempre più frequenti e la cosa è preoccupante. Dobbiamo lavorare tutti assieme, cittadini, istituzioni, famiglie e forze dell'ordine, affinché si possa vivere in un clima di serenità e nella piena legalità. Comune di Villorba, per contrastare questa situazione di povertà educativa, se così si può dire, ha attivato da 3 anni il progetto Centro Educativo Pomeridiano. Ragazzi che hanno situazioni di felicità in famiglia e che per 2 o 3 giorni a settimana si trovano in questo centro. Il caso di Alex Marangon, questa mattina davanti al Tribunale di Treviso, il sit-in voluto dai genitori del giovane. È stato ucciso, è stato picchiato, non è morto annegato come volevano far credere, quindi bisogna che che vengano fuori i colpevoli, bisogna che ci siano degli indagati, non si può nascondere questo. Io vorrei parlare col procuratore, voglio capire a che punto sono le indagini, voglio capire cosa stanno facendo. Mi sembra il minimo, dopo 6 mesi, avere queste risposte. Verità e giustizia. Alex deve avere almeno questo.
Non si danno pace i genitori di Alex Marangon, il 25enne di Marcona ritrovato morto sul Piave 3 giorni dopo aver partecipato a un rito sciamanico all'abbazia di Vidor. Era la fine di giugno, sono passati quasi 6 mesi e l'ipotesi di reato resta quella di omicidio volontario, ma nessuno risulta iscritto nel registro degli indagati. Impossibile per papà Luca e mamma Sabrina, che davanti al Tribunale di Treviso hanno chiamato a raccolta parenti, amici e sostenitori. Speriamo che abbiano una svolta queste indagini, perché l'esame tossicologico sembra una farsa, 6 mesi e non siamo ancora a niente. Per il momento sarebbe emersa la positività alla cocaina, ma su questo i genitori hanno una posizione chiara. Alex era contrarissimo, anzi scoraggiava alcuni amici e colleghi che ne facevano uso, proprio non ne voleva sapere di quelle sostanze. Quindi questo significa che cosa? Significa che qualcuno gliel'ha messa in mezzo, qualche intruglio lì. E c'è poi il silenzio di chi a quel raduno c'era. Omertà viene definita sui cartelli. È una setta alla fine. Tutti stanno zitti, c'è omertà e uno si protegge con l'altro. Le domande restano tante, così come il dolore amplificato in giorni che dovrebbero essere di festa. Io Natale non lo festeggio perché non abbiamo niente da festeggiare. Il nostro Natale sarà questo giorno, questo sarà il nostro messaggio. Non c'è più Natale. 32 kg di hashish, quasi 3 di marijuana e 25.500 euro in contanti, maxi sequestro di droga a Crespano di Pieve del Grappa, dove i carabinieri hanno trovato una vera e propria centrale dello spaccio, arrestato un 26enne del posto, insospettabile e incensurato. Il ragazzo è stato fermato durante un normale servizio di controllo preventivo in via Toscana, a 2 passi dal centro. Addosso i militari gli hanno trovato un coltello con lama da 25 cm e qualche grammo di marijuana. Hanno deciso di allargare la perquisizione anche alla sua abitazione. Qui la sorpresa: in casa aveva allestito un laboratorio di stoccaggio e confezionamento dello stupefacente. Sotto sequestro la droga, il denaro ritenuto provento dell'attività illecita, oltre a 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. E ora il caso della soluzione di Matteo Salvini, perché esulta l'intera Lega Veneta. La soluzione di Matteo Salvini, perché il fatto non sussiste per la vicenda Open Arms, fa esultare la Lega. In Veneto il coro dei leghisti è unanime nel definire la soluzione del ministro come una vittoria del popolo. Il primo è il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Sentenza che non mette alcun dubbio, anzi li toglie tutti, e quindi siamo felici. Vince ovviamente Matteo Salvini, vince la Lega, vincono gli italiani. Per un processo che non doveva probabilmente mai iniziare, come ricorderete infatti è nato da un atto politico voluto dal PD, in particolare dai 5 Stelle, e questo provvedimento non fa altro che confermare la bontà di quello che Matteo Salvini ha fatto quando all'epoca era ministro. Salvini nel 2019, quando era ministro dell'Interno, negò l'ingresso in acque nazionali della nave dell'ONG Open Arms, carica di migranti che vennero soccorsi in mare. Un'azione in difesa del popolo, ha ribadito l'onorevole Alberto Stefani, sottosegretario veneto della Lega. Soddisfatti è dire poco, soddisfatti non solo per Matteo Salvini, che sicuramente finisce un'esperienza difficilissima, ma soddisfatti per tutto il Paese, perché da ieri si è sancito un principio fondamentale, cioè che le navi delle ONG si possono fermare, che i confini si possono proteggere e che si può regolamentare l'immigrazione. Questi sono principi che sono stati scolpiti da una sentenza dopo che un ministro dell'Interno ha rischiato la sua libertà personale per arrivare a tutto questo. Credo che questa sia una grande vittoria per il nostro Paese. Anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, si unisce alla soddisfazione del suo partito dopo aver fatto le congratulazioni al telefono a Salvini. Porto la vicinanza al ministro Salvini, lo ringrazio per il lavoro che ha fatto, perché i numeri gli davano ragione. Ricordo sempre l'esempio delle caserme Serena, che si passava da 800 persone all'interno a meno di 200 quando lui operava da ministro, segno evidente che per evitare che queste persone morissero in mare aveva attuato delle politiche per fermare le partenze, quindi non tanto per fermare gli arrivi e bloccarli in mezzo al mare, però per
fare in modo che queste persone non si mettessero in viaggio. Dal PD le parole dell'onorevole Rachele Scarpa. Rispettiamo la sentenza, ma per noi non cambia nulla, spiega la deputata Dem. Continueremo a contrastare sul piano politico le idee nefaste di Salvini sull'immigrazione. Continuiamo a pensare che criminalizzare le ONG sia sbagliato. Continuiamo a pensare che impedire loro di salvare vite in mare sia una vergogna. Sono battaglie che vanno vinte nelle urne, convincendo le persone che quelle politiche sono sbagliate, ed è a questo che dobbiamo pensare ora, conclude Scarpa. Analisi della CGA di Mestre su buste paghe tredicesime dei dipendenti privati. Emergono profonde differenze tra le province venete. Vediamo quali. Vicenza e Rovigo sono lontane poco più di 85 km, ma la distanza dal punto di vista retributivo dei dipendenti privati risulta essere molto più marcata, stando almeno all'analisi dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Gli occupati iberici percepiscono infatti una busta paga di 1.973 euro lordi al mese, i polesani invece di 1.633 euro, dunque una differenza di 340 euro lordi al mese, pari al 21%. Alle spalle della provincia di Vicenza si posiziona quella di Padova, dove i dipendenti privati guadagnano 1.960 euro, 1.951 invece nella busta paga dei colleghi trevigiani. Seguono Verona con 1.865 euro, Belluno con 1.829 euro, Venezia 1.728 e appunto Rovigo. Il dato medio veneto è di 1.884 euro. In Italia solo Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte presentano un importo superiore. La distanza a livello provinciale naturalmente riguarda anche le tredicesime che vengono pagate in questi giorni. Nonostante il rallentamento dell'economia veneta stia colpendo in particolar modo il settore della moda, della meccanica e della filiera dell'auto, il pagamento delle tredicesime non è a rischio. Detto ciò, per rendere le buste paga ancora più pesanti è necessario far lavorare di più le persone, contrastando il part-time involontario e diffondendo il più possibile la contrattazione sindacale di secondo livello, sia aziendale che territoriale, anziché imporre, come vorrebbe una parte politica, il salario minimo per legge. La chiesa dell'Opsa di Rubano sarà elevata a santuario e la celebrazione si terrà domani alle 9:45, sarà trasmessa in diretta su Antena 3. Un luogo di fede racchiuso in un luogo di cura e accudimento dedicato a Maria, Madre della Provvidenza, a cui è votata l'Opsa. Tutto è pronto per la grande giornata di domenica, quando la chiesa, che si trova all'interno della struttura sociosanitaria di Rubano, a Padovano, verrà elevata a santuario della chiesa con una celebrazione presieduta dal vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla. Una giornata di festa con la messa solenne alle 9:45 che Antena 3, canale 10 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta. A Maria, Madre della Provvidenza, sarà dedicata la chiesa realizzata all'interno della struttura che alle porte di Padova ospita 600 persone con fragilità, disabili e anziani pronti a vivere domenica 22 dicembre una grande giornata di fede. Lo sport, domani alle 15 a Sant'Elena la sfida a salvezza contro il Cagliari nella 17ª giornata del campionato di Serie A, ma il Venezia scende in campo anche per un'importante iniziativa di solidarietà e amore per gli animali. I giocatori arancio-nero-verde infatti posano per degli scatti insieme ad animali da compagnia, cani e gatti, ospiti dei rifugi EMPA di Venezia, Mira e Mestre, per promuovere la loro adozione, un progetto con l'Ente Nazionale Protezione Animali. Quanto raccolto dalla vendita del calendario 2025 andrà a sostenere l'attività del reparto di pediatria dell'ospedale All'Angelo di Mestre e anche l'attività di EMPA che offre rifugio agli animali abbandonati. L'iniziativa voluta fortemente dal manager Filippo Antonelli. Questa dunque l'iniziativa del Venezia Football Club. Invece questa sera il coro Stella Alpina è tutto pronto per il 55esimo concerto di Natale che si terrà nella chiesa di San Francesco e che Antena 3 trasmetterà in diretta stasera alle 21. Un appuntamento quindi da non perdere con il tradizionale evento atteso da tutta la città e non solo. E con questo noi chiudiamo il telegiornale regionale. Grazie per essere stati in nostra compagnia a tutti. L'augurio di una buona serata. Arrivederci.